Pronto? Buongiorno, parlo con Claudio Marcello Massa? Sì. Lei attualmente che carica ha esattamente? Perché io la intervisto a titolo di Omega, Libeccio, Agile. Io sono procuratore generale di queste aziende. Di tutte queste aziende, Libeccio, Omega, Agile, tutte quante queste? Assolutamente sì. Qui ci sono lavoratori senza stipendio da mesi, insomma. Ma non è vero. Loro dicono che non sono stati pagati. Loro lo dicono, si diverte la gente a dire le cose. Poi io al telefono tendo a non parlare mai perché il telefono è uno strumento che non consente mai di guardare la persona negli occhi. Sono a sua disposizione, più di questo... Le telefono. Mi chiama allora? La chiamo senz'altro, se le ho detto che la chiamo, la chiamo. Grazie. Infatti, Claudio Marcello Massa, capo supremo del gruppo Omega, che ha comprato Agile e tutta l'informatica dal gruppo Eutelia, scompare nel nulla. La mattina dopo, allora vado io al quartier generale di Roma a cercarlo. Buongiorno, cercavo il dottor Massa. Sono Corrado Formigli. Posso aspettare? La sede della Omega è praticamente deserta. Sembra impossibile che siamo nel cuore di un gruppo da 10.000 dipendenti. Finalmente Massa si fa vivo. Pronto? Legale mi dice che io non posso rilasciare interviste. Il legale dice che non può rilasciare interviste, eh? L'avvocato mi ha detto in nessun caso lei parli. Lei ci vuole spiegare di queste società inglesi qualcosa? No, io non spiego nulla al telefono a nessuno. Di persona? Ma non ci penso neanche. Io ho parlato con Claudio Marcello Massa, che è l'amministratore, e mi ha detto che non è vero che non vengono pagati gli stipendi da 3 mesi. Ha detto che questa cosa è falsa. Vorrei sapere, voi qua, lo stipendio quando lo avete preso? Chi è quello che ha più anzianità di lavoro in questa azienda qui? 31 anni, signora, qui. Ma ha sempre lavorato qui? Olivetti, poi siamo diventati Getronics, ma si andava avanti, si lavorava, c'erano i clienti, c'erano le commesse, si pagavano i fornitori. Poi è arrivata Eutelia ed è stato un disastro, No, i vostri capi, i vostri padroni, chi sono oggi? Lo sapete chi sono? Dei banditi. Ma li sapete i loro nomi, i loro curriculum? Claudio Massa. Sappiamo i loro nomi e basta, non hanno niente perché sono solo delle pedine. A Pregnana Milanese, dove i lavoratori di Agile, gruppo Omega, hanno occupato la sede, fanno la fila per firmare la richiesta di stato di insolvenza della loro azienda. Qui dentro, anni fa, c'era l'orgoglio di Olivetti, i laboratori dove si progettavano i primi computer. Questo edificio, bellissimo, lo ha disegnato il grande architetto francese Le Corbusier. Oggi è una trincea. Con queste persone che sono arrivate di Eutelia praticamente ci hanno ridotto come i polli nelle strie, cioè dovevi fare quello, mangiare il tuo becchime che avevi davanti ma senza dare di più. Quando si davano dei suggerimenti per migliorare il lavoro venivamo subito azzittiti perché non era il nostro compito, quindi anche negli anni veramente non hanno investito un centesimo, praticamente da una macchina, da una Ferrari ci hanno dato in mano un pallottoliere, cioè veramente che non faceva niente. Beh, noi prima seguivamo il credito con i grossi clienti e anche le finanziarie, poi improvvisamente quando è arrivato Eutelia tutta questa cosa
cosa è finita, non servivano più e quindi ci hanno dato da recuperare le bollette telefoniche sui privati. Perché sono arrivati questi di Omega? Poi che cosa è successo? Come ve l'hanno spiegata? Come ve l'hanno spiegata a voi? No, spiegazioni non ce l'hanno date, Non però ce ne abbiamo sono capito mai. benissimo che questa era un'operazione finanziaria per praticamente tagliare il ramo che secondo loro non era più produttivo e trovare il sistema, cioè sicuramente noi. Poi alla fine i nostri stipendi non sono mica quelli dei parlamentari, noi abbiamo bisogno di vivere con il nostro stipendio, neanche quello ci danno. Che cosa le fa più rabbia? Chi incolpa di più? Beh, la morte civile, in fondo noi siamo morti. Nel dedalo di società amministrate da Massa ne spicca una, l'Immobiliare Libeccio SRL, la capofila, l'unica che abbia un capitale sociale decente, 20 milioni di euro. La sede è a Milano. Formigli della RAI cercano il dottor Massa. Volete sapere di chi è davvero Libeccio SRL, la capofila del gruppo informatico venduto da Eutelia? Di due società inglesi basate a Londra, due società a responsabilità limitata, Restform e Anglo Corporate, tutte e due con la stessa sede, 27 Holywell Row, nella City londinese. Sul campanello di queste società non c'è traccia, in compenso c'è Ashcroft Cameron Limited. Buongiorno, sono Corrado Formigli, sono italiano. Vorrei fare una società inglese a responsabilità limitata. Ecco il mio biglietto. Sì, ho un sacco di clienti italiani. Venga, mi segua. Il tizio della Ashcroft mi porta in un sottoscala pieno di scartoffie. È qui che fabbricano scatole cinesi su ordinazione, proprio come la Restform e la Anglo Corporate. Hello there. Nice to meet you, Corrado Formigli. Ho una quota in una società italiana. È possibile far sparire il mio nome e i miei beni mettendoli in una società inglese? Certo, è quello che facciamo tutto il tempo. L'unica cosa, le consiglio di guardare bene la questione fiscale. Sa, in Italia paghiamo un sacco di tasse. Lo so che gli italiani sono sensibili alle tasse, alle società offshore. A dire la verità, non voglio che in Italia mettano il naso nei miei affari. Sicché se vanno a guardare voglio che trovino una società inglese anonima. Allora, noi mettiamo due prestanome, un direttore e un azionista. Così il suo nome sparisce del tutto. Questi prestanomi agiscono per suo conto. Chiunque vada a leggere i documenti della società troverà questi nomi, ma è il suo. L'unica a sapere il suo nome probabilmente sarà la sua banca se lei sposterà capitali su questa società. Quanto mi costa fare questa società? 140 sterline per costituire la società e 450 sterline l'anno per il direttore e l'azionista prestanome. Qui seguiamo 30 aziende italiane. Lavoriamo anche per Tiscali, non so se ha presente. Abbiamo società italiane che possiedono case, altre che possiedono pacchetti azionari. Quelli che possiedono gli yacht. Se lei compie reati, noi però non ne abbiamo colpa, Quindi dovrà firmare un foglio. Ma avrò bisogno di un capitale e di un ufficio per la società? Questo sarà il suo ufficio. Quanto al capitale, il minimo è una sterlina. E se voglio trasferire i miei beni da questa società inglese a un'altra società offshore? Il suo avvocato dovrà fare un nuovo contratto per intestare la società inglese a una società offshore. La cosa importante, ripeto, è che nella registrazione della società che fa attraverso di noi non compaia mai il suo nome. Il prestanome agisce per suo conto attraverso la società che facciamo. E tra noi e lei per comunicare usiamo esclusivamente uno studio legale. Per creare la mia nuova società fiduciaria mi danno dei moduli da compilare. In uno di questi si spiega che per 140 sterline la Ashcroft fornirà anche i verbali, ovviamente fittizi, della prima riunione del direttore. La proprietà dell'informatica italiana, l'eredità di Adriano Olivetti, è finita dietro quelle finestre, nel sottosuolo di un vicolo di Londra, affidata a due prestanome e a due società con una sterlina di capitale sociale.